Test audio. Buonasera, buongiorno. Ciao, lo zio Jerry. Benvenuto su Twitch, primo messaggio in chat. Ciao Pino, ciao Mattia Viale. Come state? Tutto bene, vecchio? Nato. Il gioco si chiama Assetto Corsa. Come sta, bro? Bella Pino, bella Pino. Il gioco si chiama Michele Assetto Corsa. Michele Assetto Corsa. Aspetta, lo metto come sempre come commento fissato.
Buonasera Kane, bella Tommy, tutto a posto? Tutto a posto? Hai visto Pino? Ho, ho trovato una Ferrari abbandonata. Ciao Vecchio, come va? Ciao Kimi. Kimi Franceschini, Alfa Giulia, va bene? Ciao bro, mi saluti. Ciao Mattia Viale. GTA, no, no, no. Aspetta. Se mi vedi col volante vuol dire che facciamo o assetto o BeamNG. Perché GTA col volante si può fare, ma... Sì, sono appena tornato. Sono appena tornato, ero uscito fuori. Non ho neanche tolto la giacca, quindi penso che farò una live veloce così. 20 minuti, mezz'ora, quello che è, dopo vado. Sì, tanto per cazzeggio. Alla fine, come sempre, è cazzeggio. Sono appena tornato, mi sto rilassando così al PC. Vado in live, cosa mi cambia? Parlo con qualcuno. Poi oh, vedete, mappa nuova, la mappa si chiama Amburgo, è in Germania. Supra di Fast and Furious, l'abbiamo vista nella scorsa live. Ciao vecchio, ciao gatto. Che sound, visto? Aspetta un attimo. Metti la targa. Metti targa handicappato. Boh. Il gioco è multiplayer, sì, è multiplayer anche, ma ora io sono offline. Mercedes, va bene. Ho letto qualcosa su Eminem. È sparito il messaggio. What the fuck? Mercedes classe G. Domani live, se sì, a che ora? Non lo so perché io non le programmo mai. Però se ci sono domani è sempre di sera, non così tardi. Sì, io non ho mai un programma perché è quando sono libero. Se domani sono libero dalle 20 così. Una AMG, sì sì. Assetto Word non va, non lo so. Una AMG, secondo me dopo metto un classe E. C'è un classe E che voglio provare. E63 mi sembra sì. Classe G ne ho
Ne ho tre classe G. Ho il GLE, il GLS e il G-Wagon, quello grande. Salve Shampoo. Prima stavo ascoltando Eminem Chill. Ah sì, comunque Assetto World ho sentito che è da un po' di giorni che è in manutenzione forse. La GTR qua. GTR 4, che auto è? GTR 4. La R34, intendi? Ciao vecchio, bella Riccardo, ciao. GTR, ok, ok. Che volante è? Ciao Nicolas, è un T300 RS. Se vai sul canale ho ogni componente sulla descrizione. Ah, se? Lamborghini Urus, sì sì. Ho la Lamborghini Urus Mansory del 2022. Ho la Lamborghini Urus Stock del 2018. Sì, penso che è in manutenzione. Comunque, raga, per chi è appena entrato, è una mappa nuova questa, si chiama Amburgo. È basata sulle strade di Amburgo in Germania. Quindi ci sta, dai. Europea. È una mappa nuova, è uscita tipo 2 settimane fa. Sì, sì. Diciamo che è un'autostrada misto a strade secondarie. Tanto per cambiare, perché Shutoko, sempre Giappone, ok. Invece qua siamo in Europa, quindi è diverso. Strade primarie, secondarie, incroci, panorama anche bello. Alza un po' il traffico, proviamo se non lagga 50 auto. Scusa, dove li trovo i componenti? Sport Spider, sì, 918. Nicolas, se clicchi Mustang Challenger, non la conosco. Dodge Challenger, sì. Allora, Nicolas, clicca sul mio canale, vai su info canale YouTube e là ho ogni componente. Comunque, Dodge Challenger ce l'ho, sì. Comunque sì, Porsche. Ehi, cavolo. Dodge Challenger. Mustang Challenger. Posso mettere la Dodge Challenger, poi vediamo. Porsche 918 Spider. Allora, prima mettiamo Mercedes. Scelgo io tra un classe E e un classe G. Fai meccanico? No. Non so niente di auto, sarei un meccanico pessimo. Sono appassionato di auto, ma non so molto di auto. So quel poco che mi interessa. Oh, bello sto qua. Bello sto qua. Ho messo Alba.
Stavi ascoltando Eminem, poi te... You know what? Aspetta, fammi cambiare auto. Ti è arrivata la notifica. Gran Turismo alla Play 2, no, no. Che lavoro fai, operaio? No, Gran Turismo su PlayStation non ho mai provato. Allora, c'era un classe E63. E63S. Ce n'era uno figo però. Ok. Colore verde, viola, blu. Sì, sto scegliendo un classe E. Bianco, nero, verde, rosso, viola scuro. No. Rosso, verde. Vediamo verde. No, verde abbiamo già fatto l'M4. Vediamo... Blu. Ah, è blu. Vai. Schnelsen. Ok, qui spammiamo sulla... Ok. Conosci Crew Motorfest? Sì, ho presente il gioco. Da Play si può unire da te. Io gioco su PC, ma comunque gioco offline, quindi sono da solo. Un secondo, ragazzi, scusate. Per caso... Scusa, non ho capito la frase. Hai presente Forza Horizon 5? Sì, ce l'ho. Appena esce la notifica della live. Mercedes albanese. Aspetta un attimo. Che giochi ho? Ho tantissimi giochi. Però diciamo che la maggior parte dei giochi che ho sono single player, ma giochi vecchi. Tipo Detroit Become Human, Spider-Man, GTA 4, San Andreas, Vice City, Red Dead Redemption 2, Beyond Two Souls. Sì, giochi del genere. Ho tanti single player. BeamNG. Ok, raga, classe G. Aero Truck, no. Però se è un grande è bella. Raga, no, BeamNG è bellissimo. Oh, raga, classe E. Sto qua ha anche i LED dentro, visto? Aspetta un attimo. Visto? La Ambient Light si chiama. Ok. Faccio vedere subito veloce. Classe E. Ma hai visto un tuo video però a pelle sei chill, è bella vecchio. Se vuoi comunque guarda i video. Ciao vecchio, come stai? Ciao. Sto bene, tu come stai? Allora, classe G E63S, ho preso blu. Vetri oscurati. Vecchio, vetri oscurati V8 V-Turbo.
Qual è la differenza tra assetto corsa normale? Allora, il normale è libero, hai pista, mod, circuiti, eccetera. Competizione non ha mod, hai solo auto GT3, GT4 e è più motorsport per gareggiare, eccetera. Comunque spacca, spacca. Poi oh, il suono. Bella vecchia, bella Leo. Bella Ale, bella bro. Ale, bella bro. Hai la Portofino. Portofino non mi sembra di avercela. La live non so quando finisce. Comunque sì, penso sì, 22-20 così, anche prima forse, dipende. Comunque non dopo le 10 e mezza. Ciao vecchia, bella Giorgia. Sì, perché ero uscito, sono appena entrato adesso. Volevo fare una live veloce così. Bistecca. Ci si può allenare con i parcheggi, dipende. Se trovi una mappa tipo che ci sta. Parcheggi poi. Freccia. Sì. Volendo potresti. Come stai? Bella Jovax. Ciao Salvatore, come stai? Tutto a posto? Tu come stai? GTR 6000 cavalli. Porca miseria. Bella Giorgia. Top speed, vediamo subito. Turbo al massimo. Vediamo subito. Mi sembra che sarà tipo 300 qualcosa. Porsche Cayenne, sì. Ce l'ho. Allora, top speed, tolgo il traffico prima. Aspetta. Comunque sì, Salvatore, Porsche Cayenne. Aspetta. Tolgo un attimo il traffico perché... Ok, top speed mi sembra... Velocità massima era 300... 350, vediamo subito. 300 adesso. Aspetta, 330. 340. 9 marce, ok. 350.
350, sì. 350 ragazzi. 350 dai. Mercedes G-Wagon. Poi un po' driftare, non so driftare. Quattro frecce. Accostiamo qua. Siamo sulla corsia d'emergenza. Boh. Io accosto. Allora, prendo un'altra auto, vediamo quello che ho letto. Classe G. Classe G, il G-Wagon. A vedere, so che ce l'ho da qualche parte. Non mi ricordo, ok. RS... RS7. Allora, ho una bella RS7, però il suono non è fortissimo. Posso farti vedere? Ok. Audi RS7 colore grigio scuro. Ok. Ti faccio vedere. Ok, Audi RS7 dopo G-Wagon Brabus. Brabus, come si pronuncia? Yo Kane, bella primo nero. Sì, sì, ho preso la RS7 2022 Sportback. Cavalli... questa RS7 Sportback 590 cavalli. V8. È una bella mod. Elettrico sulle supercar è il futuro purtroppo. Elettrico ibrido. Pensavi che non leggi la chat su YouTube? No, no. Oh raga, io leggo ogni chat. E... Al momento ho tre chat attive e le leggo dal portatile. Quindi leggo sempre la chat. Allora, è una Audi RS7 2022. È una bella macchina, è una bella moto, solo che il suono del V8 non è il massimo. Devo cambiarlo. Questa qua. È una bella macchina. Bella macchina. RS7. Wow. Ti seguo da 2 anni, mamma mia. Sì, vi faccio vedere subito top speed e tutto. È una bella macchina, sì, sì, sì. Bellissima. Eh, Primo nero. Visto? È un V8 biturbo, ma il suono della mod non è veramente alto, senti? Non è forte. Però vediamo. Tanto l'auto è questa. Diamo il 4 frecce. Allora, pensavo spingessi di più, sinceramente. Siamo a 3,30. 3... Aspetta un attimo. 3... 3,30. Vi ripeto ragazzi, è un V8 biturbo. 590 cavalli.
Auto dei miei sogni. Non lo so. Ne ho tante che mi piacciono. Non saprei dirti adesso, sinceramente. Ma ne ho un po'. Aspetta, oh, 3,50. Aspetta un attimo, bro. Aspetta, 3,48. Aspetta. L'hai chiamato subito. 3,48. 3,48. Dai, 3,50. Aspetta. No, mi sa che... No, 3,48. 3,49. Dai. Manca 1 chilometro orario. Ti prego, 3,50. 3,50. 3,50, bella vecchio. 3,50, sei veneto, sì. Oh, bella... Asu Gamer, che l'hai chiamata 3,50. Porca miseria. Che auto guidi? Audi RS7 Sportback 2022. Voglia, spinge, eh. Mi saluti? Ciao... Liali, scusa. Liali 2. Ciao, ti saluto. Comunque 3,50 Simone, hai visto? Mi saluti? Ciao Christian. Cri. Non male. No, senti. Io pensavo che oltre i 3,30 non andasse. Invece mi ha stupito. 3,50 l'abbiamo spinta proprio al limite. 3,49, 3,50. Ciao Graziano, ti saluto, ciao. Che auto guidi? Allora, nel gioco una Audi RS7 Sportback. Nella vita reale ho una Renault Scenic. Adesso metto il classe G. Prima il G-Wagon e dopo il GLE. GLE o GLS, vediamo. Ok, il classe G nero oppure grigio? No, nero. Vediamo. Oh, raga, ho preso il Mercedes. Allora, Simone, la macchina più veloce è la Skyline da drag da 7000 cavalli. Arriva, mi sembra, a 700 orari dopo si bugga. Ok, G-Wagon. Ok, preso. Ho preso il Mercedes classe... Allora, si chiama Mercedes-Benz G900 Brabus 2020, che è il G-Wagon. Damn. Nero, sì. Ho preso colore nero. C'era nero o grigio stealth o grigio scuro? Ho preso il nero. Ok, questo è un vuoto anche questo. Ciao Fra, come si chiama il gioco? Ciao Rosario Miranda, il gioco si chiama Assetto Corsa. Sì, questo è... Aspetta, ho preso il grigio, non il nero, pazienza. Ce ne sono pochi al mondo. Ah, sì? È rara? Nah. Skyline Drag. No, no, stato qua è un primo nero che spamma la mia emote su Twitch. Classe G, vediamo dentro. Ok, qua si apre il cofano, il GPS. Vediamo il cofano un attimo. Questo è un V8. Sono abbastanza certo che il classe G ha il V8, almeno il G-Wagon. Poi Brabus anche. Ecco qua. Vediamo dentro. Questo è il motore. Deve essere un V8, sono abbastanza certo. Vediamo intorno, faccio una panoramica veloce, poi partiamo. Sì, infatti, vuoto biturbo come le altre. Sì, sì, penso anch'io così. Allora, a livello di... Questo ha il V12. Nah, non penso che al V12... Fammi vedere. Vi dico subito. Ehm... Allora, intanto sta auto qua, Brabus G900, ne hanno fatte solo 25, quindi è rarissima. Una su 25.
Mamma mia. Ok, questo è un V8 Twin Turbo da 4005 cilindrata. Sì, sì, ha ragione Christian. Ha ragione Christian. È un V8. Questo è un V8 biturbo 4005. No, questo qua non è il motore. C'è scritto GV12, ma è un V8 biturbo. Ho visto anche sulle specs. È un V8 biturbo da 4 litri e mezzo, quindi 4005. Sì. Ronaldo Messi, Ronaldo. Solo che è un... Aspetta. È un frigorifero, quindi devo alzare la visuale. Aspetta un attimo. Boia. Quest'auto qua è un mattone, vecchio. Devo alzare la visuale, non si vede niente. Assurdo. Sì, io... A scusa dell'errore, vai tranquillo, vecchio. No, io rispetto sia Messi che Ronaldo, ma preferisco Ronaldo. Alla fine sono gusti. Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW. Sono gusti Ronaldo, Messi. Qua è tutto tunnel. Sì. Anche le fiamme. È enorme, vecchio. È enorme. La macchina di tuo cugino. Che auto ha tuo cugino? Strade strette, strade strette. C'è la Delta. No, no, non penso. Ti seguo da quando ho iniziato. Avevi 2 o 3 video. Mi sono parte. Ah, se, bella Asi. Asi. Asu Gamer, bella. Una casa senza mattoni. Sì, infatti. Aspetta un attimo. Mi ero un attimo distratto. Mettiamo top speed. Mettiamo le gomme con più grip. Vediamo se è più. Ok. Aspetta un attimo, fammi vedere. Una casa senza mattoni, crazy. Vediamo subito. Allora, qua è un po' stretto, in effetti. Era meglio spawnare tipo dove era più largo. Qua siamo sulle 2 corsie. Era meglio andare sulle 3 corsie, ma non importa. Devo andare. Domani, se ci sono, è sempre sera dalle 8. Se ci sono, se sono libero. Contromano crazy. Aston Martin V12, dopo vedo se ce l'ho. No, no, no. Ok. Un server Discord, sì. Ho un server Discord. Ti do il link. Aspetta un attimo. Ho un server Discord, ti mando il link in chat. Allora, per quelli su Twitch basta che mettete punto esclamativo Discord, vi esce il link. Però su YouTube non c'è.
Aspetta, ti mando l'invito. Invita. Mai. Tanto io a cosa mettere 4 frecce. Ok. Ti mando il link di Discord nella chat. Spero che ti arrivi. Secondo te da computer più monitor e volante va? Sì. Va anche con 3 monitor, eccetera. È pesante però. Allora, ti ho mandato il link in chat. Dovresti... All'inizio live fai il sondaggio Mercedes-Benz o BMW? Sì, sì. Io spesso faccio sondaggi in live. Solo che oggi che ero di fretta così e basta. Ciao a tutti, benvenuto. Sì, sì. Bella, ci vediamo domani. Bella Giuseppe, grazie, grazie. Allora, mi sa che vado anch'io. Comunque dai, 40 minuti era una live proprio così, cioè tranquillissima, visto che ero appena tornato a Costo e se va tutto bene, se sono libero domani ragazzi dalle 7 o dalle 8. Sì. Sì, se sono libero domani dalle 7 o dalle 8. E niente, grazie a tutti per essere passati, ci vediamo domani o sabato. Domani venerdì? No, venerdì dovrei essere libero. Quindi sì. Adios.